Benvenuto alla Taverna Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Oh, finalmente bentornati amici di vini friulani, sono Wayne Young, la Taverna Friuli Wines, benvenuti tutti quanti, che bello essere qui di nuovo con voi. Sono pronto, sono carico con tante nuove puntate per la sesta stagione di La Taverna. Ti garantisco ogni mercoledì una nuova puntata di questo podcast. Il terzo anno di La Taverna, quasi 100 puntate. E vi ringrazio tutti che mi avete seguito e spero che sono sempre di più che mi seguite. Grazie tantissimo. Sapete che La Taverna è presente sui social, su Instagram e su Facebook? Seguitemi sulle piattaforme social. Anche il mio personale sui vari social, Instagram, Facebook, Wayne Grape, Wayne come il mio nome, Grape come uva in inglese. Mandami un messaggio, mi piace sentirvi. Sono qui per voi. Volevo fare un ringraziamento speciale per il mio amico Mattia che mi ha lasciato un messaggio vocale con dei complimenti per il podcast. Questo è l'energia che mi spinge di fare sempre questo bellissimo podcast. Allora, questi complimenti mi caricano, mi fanno tanto energia, mi fanno tanto entusiasmo, allora voglio andare sempre avanti. Allora, forse avete qualche produttore che non l'ho intervistato. Mandami un messaggio. Farmi sapere di queste persone. Un altro personaggio nel mondo di vino friulano non deve essere un produttore, potrebbe essere un sommelier, qualcun altro. Farmi sapere. Voglio sentire da voi. Che bella estate è stato, caldo, ma cosa avete bevuto quest'estate? Io ho fatto una bellissima viaggio nella zona di La Loira per vedere un po' di Chenin Blanc, bellissimo vitigno che si può fare spumante, si può fare vini fermi, si può fare anche vini dolci, dove ho scoperto una zona che si chiama Bonzo, che sembra Bonzo, ma Bonzo, che fa vini dolci spettacolari, veramente un scoperto. Per Friuli quest'estate mi ricordo una bellissima bottiglia di Pinot Nero delle Due Terre. 2020, aveva tantissimo vita ancora, forse potevo lasciare un paio di anni di più dentro la cantina, però era un vino elegantissima, condiviso con degli amici ad una cena in Austria. Bellissima serata. Oggi parliamo di Rutars in Collio, con la prima parte di questa conversazione con Alessandro Pascolo. La prima volta che ho visitato l'azienda di Alessandro sono stato innamorato subito della vista veramente mozzafiato, una panorama quasi di 360 gradi delle colline di Collio. E i vini sono ugualmente stupendi, soprattutto il suo Pinot Bianco che ormai è diventato famoso. Mi è piaciuto tanto questa conversazione con Alessandro perché si sente che lui scioglie durante la puntata. E mi piace, soprattutto quando lui parla dei suoi vini, ma è una persona umile ma diretta, un grandissimo produttore, un grandissimo tecnico e qualcuno che lavora tutta la vita per capire e come esprimere il massimo della qualità dei suoi vigneti. Bene, dai, allora andiamo avanti con questa prima parte di questa conversazione con Alessandro Pascolo, questo grande produttore del comune di Rutars. Che cos'è di Pinot Bianco che ti ha, non lo so, ovviamente tu hai una certa passione per quello, parliamo degli altri vini, però ovviamente Pinot Bianco è un tipo di focus per te.
Sì, o allora no? il Pinot Bianco è una passione personale, nel senso che noi abbiamo sempre fatto poco Pinot Bianco perché abbiamo poco vigneto, anche se dal 2019 abbiamo praticamente raddoppiato la superficie andando a estirpare dello Chardonnay Mm. e ripiantando a Pinot Bianco, e quindi potenzialmente da quelle 1500-1600 bottiglie che oggi stiamo producendo possiamo arrivare, quando il vigneto sarà in produzione, a 3000 bottiglie, che non sono tante Sì, in senso assoluto, sì, però non diventa 30.000, no, ma non dai, diventa 3.000. 30.000, però comunque raddoppia, no? Quindi dal, non so, 7-8% della mia produzione comincia a diventare il 15, quasi 20%, quindi comunque per noi è un incremento importante. Però anche quando ne facevamo poco, il Pinot Bianco è sempre stato un vino che mi ha sempre affascinato, perché secondo me è uno di quei vitigni capaci di leggere il territorio, no? Quindi valorizzare il cru, proprio perché in virtù della sua delicatezza, no? E della carica aromatica contenuta, riesce a tradurre in vino le sfumature più particolari del luogo in cui cresce, no? Quindi se parliamo di colli, o soprattutto se parliamo di Routars, tutta la parte, diciamo, legata al sale, alla mineralità e alla freschezza, quindi alla verticalità del vino, col Pinot Bianco si esprime per esempio molto meglio rispetto ad un Friulano o rispetto a un Sauvignon, no? Che hanno delle Nello stesso caratteristiche, Routars. sì, che hanno caratteristiche completamente diverse, che a Mm. livello di varietale vanno un po' a, diciamo, mascherare queste caratteristiche territoriali, no? Mm. Si traducono fondamentalmente in un altro modo, meno visibile, meno comprensibile, no? Con meno chiarezza. Quindi Pinot Bianco è un vitigno che mi è sempre piaciuto per l'eleganza, quindi per la misura, no? del vino, per il dettaglio, proprio per la definizione, no? Sia aromatica che gustativa. E poi, secondo me, per quanto riguarda il mio cru, perché noi abbiamo le vigne solo Routars, quindi non acquistiamo uve da altri conferitori, non abbiamo vigne in affitto in altri posti, e pertanto, voglio dire, le vigne sono tutte lì, e quindi la cosa più sensata è ovviamente cercare di valorizzare e tradurre nella bottiglia le caratteristiche più forti, no, del tuo cru. Mhm. E il Pinot Bianco, secondo me, è una di quelle varietà che riesce a tradurre in modo molto chiaro, molto preciso, no, queste caratteristiche della collina di Routars. Tanto è vero che noi il Pinot Bianco lo vinifichiamo sia come classico, no, in purezza, in acciaio, che è quello che abbiamo sempre fatto, a cui si è aggiunta la versione, diciamo, selezione, riserva, etichetta, che noi chiamiamo etichetta bianca in realtà, Ok. con un affinamento molto delicato in legno, ma soprattutto un affinamento più lungo in bottiglia, quindi un vino che esce a 3 anni dalla vendemmia, e quindi è, diciamo, una versione di Pinot Bianco più complessa, un pochino più matura, ma anche più caratteriale, no? Più territoriale, proprio perché dopo 3 anni comunque il territorio viene fuori un po' di più rispetto, diciamo, al vino, a quando il vino è più giovane, dove l'esuberanza, magari un po' i tratti varietali sono un pochino più definiti. Mm. Quindi, oltre a queste due versioni, fresca e riserva, per noi il Pinot Bianco è importante perché fa parte in maniera decisa del nostro blend storico che si chiama Agnul, no? Ok. Quindi il nostro Collio Bianco, che da 20 anni comunque è una base di Tokai, Pinot Bianco e pochissimo Sauvignon. Quindi Pinot Bianco, per quanto il vigneto sia piccolo, effettivamente concorre nei nostri vini più importanti, no? Compreso proprio l'Agnul, che è un po' il nostro biglietto da visita, no? Per quanto riguarda i vini bianchi complessi, longevi, in cui il Pinot Bianco fa proprio una parte determinante nell'andare a snellire, ingentilire, aggraziare quella base di Tokai importante, e quel piccolo saldo di Sauvignon che dà un po' di spinta aromatica, no? Quindi ecco perché Pinot Bianco per me è un vino importante, proprio perché ha questo utilizzo nell'espressione del cru in modo molto, molto netto, molto, molto chiaro, no? Parliamo di questo cru di Sì. Routars, no? Perché la memoria che io ho quando la prima volta che ho visitato te era questo panorama mozzafiato, era incredibile da vedere. Tutti questi colline praticamente distesi davanti di te,
un posto veramente bellissimo. Parliamo un po' di questo posto speciale. Sì, allora Ruttars è una collina particolare, no? È l'ultimo lembo a sud del comune di Dolegna, Ok. che è il comune più a nord del Collio, no? Quindi diciamo sta a metà strada tra l'espressione un pochino più fresca, con temperature un po' più basse del Collio del Nord, e la parte un pochino più calda che è quella di Brazzano Cormons Capriva, no? Mhm. Quindi sta in questo, diciamo, limbo, no? In questa mezza via, e da un punto di vista climatico effettivamente questa ha una grande influenza, proprio perché abbiamo delle giornate molto soleggiate e tendenzialmente molto calde, unite a delle nottate molto fresche, perché la brezza marina arriva molto diretta, la Mm. collina è alta, quindi è anche parecchio ventilata, quindi l'escursione termica è molto netta tra il giorno e la notte. Questo fa sì proprio che alla raccolta le uve siano comunque ricche di struttura e di zuccheri, proprio perché comunque di giorno fa caldo, ma mantengano un punto di acidità molto più sensibile rispetto a zone più calde come per esempio Cormons, no? Quindi c'è questa po' dicotomia tra la struttura e la freschezza. Infatti, tra l'altro, Ruttars è uno dei cru più precoci del Collio insieme a Capriva, no? Quindi Ah, quando si inizia a vendemmiare, solitamente le vigne che partono prima fanno a gara, no? Tra Ruttars e Capriva. ah. Ehm, Poi Ruttars è comunque una collina alta, no? Arriviamo a 220 metri Mm. partendo di fatto da zero, no? Quindi dalle sponde del fiume Iudrio si sale a 220-230 metri nell'arco di poco meno un chilometro, no? Quindi Wow. questo vuol dire che effettivamente è una collina molto dritta, molto ripida, i vigneti hanno pendenze importanti, che non è un fattore solamente limitante da un punto di vista delle lavorazioni, no? Quindi si fa un pochino più fatica proprio perché c'è più pendenza, Certo. ma è un fattore che influisce in modo molto diretto sulle uve, proprio perché queste pendenze rendono la ponca più esposta Ok. e molto più superficiale. Ci sono delle parti in cui effettivamente la ponca la vedi a occhio nudo, non c'è strato di terra, no, Sopra. sopra, no? La Mm. ponca non è ricoperta, proprio perché comunque il dilavamento delle piogge porta via fondamentalmente la Certo. terra più fina, no? E questo chiaramente influisce a livello di viticolo sulla crescita della vigna, ma a livello organolettico proprio sul sapore dell'uva. L'uva è salata, Ok. proprio perché la ponca è direttamente sotto le radici sono a contatto con la ponca. Ah. E quindi se andiamo a sommare, quindi quella freschezza di cui parlavamo prima, no, data dal microclima, no, diciamo dall'escursione termica, e questo fattore di sale molto, molto presente, il risultato è che i vini sono sempre molto dritti, molto verticali, salati e freschi. Sono vini da aspettare, non sono vini, diciamo, di pronta beva, Infatti. imbottiglio a marzo e da aprile vado in consegna in ristorante. Sono Mm. vini che magari è meglio imbottigliare a maggio-giugno e uscire non prima di settembre, proprio perché sono vini che nell'immediato sono un po' scontrosi, un po' nervosi. Mm. Sono vini che hanno, diciamo, una caratteristica un po' diversa rispetto ai classici Collio, zona Cormons, Pradi, Zegla, Capriva, no? Che sono vini più larghi, più morbidi, più grassi, e Mhm. quindi anche di beva più armonica nell'immediato. I vini di Ruttars storicamente, se andiamo a fare una ricerca, sono sempre stati considerati dalla ristorazione locale i vini da mettere in cantina, da Mhm. mettere via e aspettare Bianchi un e po'. rossi. Assolutamente sì, proprio perché hanno Ok. questa caratteristica di verticalità che li predispone all'invecchiamento. Caliamoci nell'immediato oggi. Le aziende che hanno vigna a Ruttars, cosa fanno con le uve a Ruttars? Quasi tutti fanno le riserve. Fanno Ah. riserve da invecchiamento, non fanno vini di pronta beva, perché effettivamente la collina ha queste caratteristiche a livello
terroir, no? Certo. E noi, avendo la vigna, tutti i nostri 6 ettari e mezzo sono tutti lì, chiaramente da una quindicina, ventina d'anni abbiamo proprio incentrato la nostra attenzione sull'espressione varietale e del cru, quindi andando proprio a immaginare i vini per un consumo nei 7, 8, 10, 15 o 20 anni dalla vendemmia. Quindi gioco forza, abbiamo spostato in avanti gli imbottigliamenti, usciamo un po' più tardi, facciamo delle riserve che escono a 3 anni dalla vendemmia, proprio perché questa è la nostra cifra, no? È proprio quello che distingue e caratterizza il nostro cru rispetto ad altre colline della zona, no? Quindi questa è un po' la nostra idea, no? nel fare vino. Prima che andiamo avanti a parlare degli altri vini, perché ovviamente non sei solo Pinot Bianco, però volevo un po' parlare di te e della tua storia, perché, non so, tu sei stato figlio di una famiglia produttori di vino o raccontami un po' la tua storia. Allora, quest'anno, 2024, festeggiamo i 50 anni di presenza a Ruttars, no? Ok. Quindi è un anniversario importante. Noi arriviamo a Ruttars la nostra famiglia arriva qui da Basiliano, Ok. quindi tra Udine e Codroipo, pieno Friuli Grave. Ok. Non siamo di origine vignaioli. Il nonno faceva il commerciante di mobili, lavorava nel settore dell'arredamento e diciamo che con i primi soldini negli anni 70 decise di ritornare un po' alla terra, no? Perché nel DNA del friulano c'è la campagna, c'è la terra, proprio ce l'abbiamo nel sangue. Quindi Lo senti anche tu, sì, questo avvicinamento? Sì, assolutamente. E quindi dice, va bene, con questi soldini investiamo di nuovo nella terra. E viene a sapere che c'era questo podere in vendita a Ruttars da suo cognato che abitava qui a Brazzano, e quindi lo vede, si innamora chiaramente. Come si non innamorare di quel posto? Sì, ovviamente 50 anni fa non era come lo vediamo oggi, no? Ci voleva un po' di sguardo oltre, no? Per capire che cosa avrebbe allora era potuto completamente essere. vergine, non è... C'era un po' di vigneto, pochissimo, chiaramente i terreni non erano terrazzati come li vediamo oggi, c'era un po' di prato, qualche filare di vite, qualche ciliegio selvatico, qualcosa del genere. Il centro aziendale ovviamente era praticamente composto da ruderi fondamentalmente, in cui però ci abitavano 2 famiglie di coloni, perché questa proprietà, come l'80% di Ruttars, era in proprietà di una signora benestante di Cormons, che ovviamente aveva le famiglie di coloni che gestivano i suoi terreni a livello di mezzadria, no? Ok. Quindi il nonno acquista questo podere che aveva 13 ettari di terreno e questi 2 caseggiati ormai quasi in abbandono, e piano piano inizia a produrre il vino perché c'era un po' di vigna. No? Quindi chiaramente non si butta via l'uva. Ma certo di no. Si inizia a produrre le prime damigiane di vino per gli amici, da autodidatta completamente. E poi non si sa se perché il nonno era particolarmente simpatico o il vino particolarmente buono, gli amici si moltiplicano, iniziano a moltiplicarsi e il vino non basta. E quindi piano piano la faccenda sfugge un po' di mano, e piano piano il vino diventa un lavoro. Quindi alla fine degli anni 80 il nonno ormai aveva quasi 70 anni e chiede ai figli che cosa vogliamo fare, no? con questa cosa. Vogliamo continuare, altrimenti la vendiamo. E il papà, mio papà, che non è mai stato, diciamo, particolarmente appassionato del settore dell'arredamento, dice: guardate, alle sorelle dice: guardate, fate pure voi, continuate pure voi con i mobili, io vado a fare il contadino. No? E quindi dalla fine degli anni 80 il papà inizia anche lui da autodidatta a lavorare in azienda, e quindi in quell'epoca vengono ristrutturati gli edifici, viene messa a posto la cantina,
si iniziano i terrazzamenti, quindi tra l'89 e il 93 vengono piantati i vigneti. Mhm. E, Quanti anni avevi tu a quella volta? dunque io sono dell'80, quindi Tu avevo sei di 80. 9-10 anni, insomma, quindi per me Ruttarsi era un po' il luogo delle vacanze estive, nel senso che vacanze, ok. o meglio, seguivo il papà Allora che tu andava a non sei lavorare. cresciuto a Io Ruttarsi. no, perché ho sempre frequentato le scuole, diciamo, a Udine, proprio perché noi comunque Ok. abitavamo a Basiliano, i miei genitori abitano ancora a Basiliano, quindi fanno i pendolari da 35 anni su e giù tutti i giorni. Wow. Però tu vivi su? Io vivo sì. Ok. Io sì, da quando mi sono sposato 9 anni fa ormai abito lì con mia moglie e la mia bambina, quindi abbiamo fatto una scelta di vita proprio veramente di stabilirci lì, che è più comodo, ma anche, devo essere sincero, è molto più bello, è una qualità della vita assolutamente altissima. E quindi il papà continua a lavorare, a produrre il vino diciamo, all'uso degli anni 80-90. No? Quindi un po' di sfuso, un po' di bottiglie e si va avanti così, tutto però a livello di autodidatta, no? Poi avevamo il consulente esterno ovviamente, no? Come tutte le aziende. Alla fine degli anni 90 io finisco i miei studi al liceo scientifico a Udine, viene il momento di iscriversi all'università. I miei genitori in tutti i modi cercano di farmi fare tutt'altro, ingegneria, economia, tutto quello che si poteva fare. No. Io bellamente, senza dire niente a nessuno, mi iscrivo a Scienze Agrarie e a settembre 99 comunico... Al segreto? A settembre 99 comunico ai miei genitori: guardate che ho scelto di iscrivermi a Scienze Agrarie. È stato un momento un po' traumatico per loro, perché in realtà in cuor loro forse lo speravano, ma in pratica hanno cercato di dissuadermi in tutti i modi. Ma perché pensi che volevano che tu fai qualcos'altro del mondo di vino? Perché da genitore, adesso io sono genitore, no? Da 4 anni. Adesso hai capito. Ho capito, no? Perché ho capito che a volte nelle famiglie i figli possono sentirsi in obbligo di continuare a fare quello che i genitori stanno facendo. Mhm. Però chi lavora in una piccola azienda come la nostra deve sapere che il suo tempo non è di sua proprietà, ma è l'azienda che gestisce il tuo tempo, o meglio, è il vigneto che gestisce il tuo tempo. Quindi tu devi adattare la tua vita a quello che succede in vigna. Mm-hmm. E poi in una piccola azienda comunque oggi sei vignaiolo, a settembre diventi cantiniere, a ottobre diventi commerciale perché vai a trovare i clienti, certo. E la sera diventi amministratore, nel senso che sei in ufficio a gestire le carte e la burocrazia. Quindi vuol dire che non finisci mai. Mm-hmm. Non hai periodi morti in cui puoi dire: ma sai cosa, mi programma e vado 15 giorni a New York. Ok? Non si può. Non si può. Okay. Non si può fare. Quindi se lo fai perché è una tua passione, lo fai volentieri e non ti pesa. Io sono 4 mesi che mi sveglio, ogni mattina sono alle 5:15 in vigna. Wow. Però non mi pesa, perché è quello che mi piace fare. Se io dovessi farlo perché devo farlo, avrei la vita rovinata. Quindi capisco che i miei genitori abbiano cercato di distogliermi, cioè che la scelta fosse una mia scelta consapevole e non un obbligo o un'imposizione di qualcun altro, perché avrei avuto veramente una vita di frustrazione. Quindi loro giustamente hanno cercato di distogliere l'attenzione da quel tipo di lavoro ed è esattamente quello che io mi sento che farò con mia figlia. Se lei vorrà fare la vignaiola, io sarò il papà più felice del mondo, ma se vorrà fare tutt'altro non importa. Certo. Nel senso che uno deve fare nella sua vita, deve cercare quantomeno di fare quello che si sente dentro, certo. E non quello che gli altri vorrebbero che facesse. Quindi tornando un po' alla storia aziendale, nel 99 mi iscrivo a Scienze Agrarie, no, che erano i vecchi 5 anni, perché all'epoca non c'era il 3+2 ma c'erano i 5. Concludo il mio percorso nel luglio 2005
molto bene, tra l'altro con una tesi sul marketing territoriale del Collio. Mhm. E quindi ovviamente già da studente ho iniziato ad entrare in azienda da un punto di vista viticolo, da un punto di vista enologico, no? Quindi per esempio i vigneti tra il 2003 e il 2004 sono stati tutti reimpostati, no? Dalla classica cappuccina al Guyot, no? Quindi con abbassamento delle rese anche importanti. In cantina si è iniziato a fare delle scelte diverse, quindi mi hanno iniziato a preparare il campo, diciamo, ad un cambio proprio, non dico di filosofia, però un cambio importante a livello di impostazione dei prodotti, dei vini. Ok. Allora volevi proprio mirare su un livello di qualità più alta. Sì, perché diciamo ho così. sempre pensato che fosse un delitto accontentarsi di fare banalmente del vino buono. Ok. In un posto così devi per forza puntare a fare il prodotto migliore, più importante che puoi, perché non tutti hanno la fortuna di avere le vigne in un posto così. Ok. Quindi quando hai le vigne in un posto così cioè è proprio moralmente un obbligo cercare di fare il massimo. Bellissimo questo, che tu senti obbligato moralmente del posto, del posizione geografica di migliorare, di fare un prodotto il miglior possibile. Sì, questa è un'idea che mi è sempre... ho sempre percepito come effettivamente un qualcosa di indiscutibile. Tu hai la vigna in un posto così e ci sarebbero altre 1000 persone che vorrebbero avere la tua vigna. Mhm. E quindi da quella vigna devi tirare fuori il massimo in assoluto, ma lo devi tirare fuori rispettando quello che è la tua vigna, quello Mhm. che è il tuo terreno, il tuo microclima, il tuo cru. Quindi vuol dire che devi fare l'uva migliore che puoi e trasformarla nel modo più semplice possibile. Cioè tu devi far sentire che l'uva viene da lì. Ok. Io trovo un po' fuori luogo inventarsi vinificazioni, forzature o cose particolari per distinguersi. L'uva Per parla, esempio, dammi non un esempio di so, quello che sarebbe estremo. vendemmie tardive piuttosto che legni Ok. nuovi, piuttosto che macerazioni spinte, piuttosto che io non voglio entrare troppo nel dettaglio perché non voglio farmi dei nemici, nel senso che ognuno ha una sua filosofia Ma per fare il certo. vino ed è giusto che sia così. Per come sento io, il mestiere del viticoltore, o l'essere viticoltore più che mestiere, è rispetto. Rispetto del tuo terreno, e tu devi far vedere, far sentire a chi ha il calice in mano che il vino viene da lì. Cioè, perché l'impronta è quella. Se uno assaggia il vino e dice si sente che l'hai fatto tu, per me è un difetto. Ah, Per ok. me è importante che quando si assaggia il mio vino si sente che è di Ruttars, perché Ok. ha quel sale, ha quella freschezza, no? Ha quell'eleganza, quella longevità che quella collina lì riesce a dare. E se uno si dice ma si sente che l'hai fatto tu perché hai quello stile, per me inizia a diventare un po' un problema, nel senso che vuol dire che io sono andato oltre, cioè sono passato davanti alla mia vigna. Ok. E questa è una cosa che per me, per alcuni magari è un pregio, perché dice, sei talmente bravo che si sente che l'hai fatto tu. In realtà per me è la vigna che parla, non è il vignaiolo. Io in cantina mi limito a fare le cose bene, ma meno possibile, cercando di togliere il più possibile, proprio perché più tolgo e più faccio sentire la materia prima. Quindi quello per me è il concetto. Se una grande materia prima a me non serve fare niente, nel senso non che butto lì e viene il vino da solo. Certo. Non mi serve cercare di modificare, alterare, aggiustare, correggere o dare una forma diversa a quello che è l'uva della vigna. Mhm. Quindi la mia idea di base è questa, e quindi ecco perché il Pinot Bianco per me è importante, proprio perché è un vitigno che se vuoi calcare la mano lo perdi. Spiegami questo, se vuoi Nel calcare la senso mano. che se tu a livello di cantina, di scelte anche vendemmiali, per esempio vendemmiare tardi per avere un po' più di alcol, perdi quella parte fresca, fine,
fragrante del Pinot Bianco. Se a livello di cantina vuoi giocare con i legni piuttosto che, diciamo, avere vini più grassi, più morbidi, anche qui il Pinot Bianco non ti perdona, perché è talmente delicato che se ne va, fondamentalmente, no? Mentre su altri vini poi, tra virgolette, si sente di meno una mano un po' più forte, perché hanno una personalità diversa. Su un Sauvignon ha talmente un carattere suo distintivo che o in un modo o nell'altro però comunque viene fuori. Sul Pinot Bianco invece è un vino che parla a bassa voce, quindi se c'è qualcuno che gli parla sopra, cioè se il vignaiolo gli parla sopra col suo ego, il Pinot Bianco semplicemente sta zitto, non lo senti più. Bello questa immagine che Pinot Bianco che ha questa voce basso, no? E tu devi un po' ascoltare questa voce, Sì, tu non devi alzare la tua voce e dopo non si sente più. Avere la voce bassa non vuol dire essere carente di argomenti. Assolutamente. Vuol dire semplicemente comunicarli in un certo modo. E se c'è qualcuno che vuole sovrastarti, cioè chi fa il vino in cantina vuole metterci il suo ego, no? Il Pinot Bianco semplicemente si zittisce, non lo senti più, potrebbe essere qualsiasi altro vino. E se lo vuoi far risaltare devi essere delicato, devi essere sensibile come lo è lui. Esatto. E questo è quello che io cerco di fare con tutti i vini in realtà, perché per me è importante che ogni vino si esprima. Ok. No? Quindi per quanto la ribolla, il Pinot Bianco, il Friulano, il Malvasia, il Sauvignon che io faccio a casa mia provengano di fatto dalla stessa vigna e siano fatti fondamentalmente nello stesso modo. Ok. E se mettiamo i 5 calici uno vicino all'altro sono 5 vini diversi, ma banalmente perché ci sono 5 uve diverse. Quindi non può la tecnica o il protocollo di cantina, secondo me, andare a standardizzare l'espressione dei vini. Assolutamente. Sì. Abbiamo parlato tantissimo di Pinot Bianco, però il Pinot Bianco è l'uva che ti piace di più o è come dei figli che non si può scegliere una? Ma è difficile, ogni uva c'è qualche uva che ti piace veramente? Ma ogni uva ha un po' le sue caratteristiche ed è giusto rispettarle. È difficile dire mi piace di più, mi piace di meno. Pinot Bianco sicuramente è una di quelle uve che mi piace lavorare. Anche lì, anche a livello di vigneto, devi avere una sensibilità particolare sul Pinot Bianco. Quindi a livello, per esempio, di gestione è una varietà molto vigorosa, quindi devi cercare in un certo modo di contenerla, ma senza castrarla. A livello di produzione ha questo grappolo molto chiuso, quindi anche lì ha bisogno di cure particolari perché è facilmente aggredibile alla botryte. Devi cercare di gestirlo con l'equilibrio, che vale un po' per tutti i vitigni chiaramente. Sul Pinot Bianco un po' di più, anche a livello di diradamenti per esempio, no? Ci deve essere l'equilibrio effettivamente, né troppo poco né troppo. Quindi devi avere la sensibilità di capire la pianta, cioè vedere quella pianta effettivamente cosa può portare, qual è il carico che può gestire e comportare di conseguenza. A livello di raccolta è importantissimo. Secondo me sul Pinot Bianco e Sauvignon sono le due varietà su cui non puoi sbagliare il giorno di raccolta. Perché il vino, cioè l'uva più scappa. Del Friulano? Assolutamente. Sì, il Friulano ha un limite solo, no? Che è la sanità. La buccia sottile, la botryte, che quando parte sei fregato. Però da un punto di vista, diciamo, dell'equilibrio nel vino, Friulano, anche se aspetti un giorno in più, un giorno in meno, se l'uva è sana, tutto sommato cambia poco, perché banalmente un vino che parte già scarico, nel senso già poca acidità, non devi aver paura di perderla. Perché comunque lì già non ce n'è, no? Quindi alla fine sul Friulano se l'uva è sana, anche se aspetti un giorno in più, tutto sommato cambia poco. Mentre sul Pinot Bianco e sui Sauvignon, soprattutto con questi climi, no? di queste agosto e settembre sempre più caldi, aspettare un giorno in più, far prendere a quell'uva un giorno in più a 35 gradi vuol dire che l'uva cambia da oggi a domani. Cioè perdi tantissima acidità, perdi tantissima fragranza. No? Quindi effettivamente lì devi essere molto acuto, molto
presente in vigna e guardare l'uva e analizzarla giorno per giorno. Io faccio anche 2 campionature al giorno, la mattina e la sera, per capire cosa è cambiato tra l'uva della mattina e l'uva della sera, e a volte vedi che hai perso magari mezzo punto di acidità in un giorno solo. Magari vedi che però hai acquistato mezzo grado alcol in 12 ore. E quindi lì bisogna essere, secondo me, molto sul pezzo, no? Molto attenti, molto camminare, consumare gli scarponi in vigna per capire effettivamente, guardare l'uva, guardare le piante, cosa sta succedendo giorno per giorno. E sul Pinot Bianco e Sauvignon questo è determinante. Sì. Per quelli che perché ho tante persone che ascoltano che sanno esattamente di cosa parli, però ci sono anche delle persone che non sono proprio familiari di queste cose, di fare un campionatura di uva. Allora puoi spiegare un po' quel processo lì? Sì, allora... Questo è prima della vendemmia. Prima della vendemmia. Allora, campionatura consiste banalmente in andare nel vigneto, raccogliere circa 200 acini in un sacchetto. Ovviamente non dalla stessa pianta. Assolutamente no, prendendolo proprio da tutto il vigneto, quindi per esempio dai grappoli all'ombra, dai grappoli esposti al sole, nelle zone più vigorose, nelle zone magari meno vigorose dove le piante sono un pochino più deboli, quindi avere un po' una specie di fotografia in piccolo di tutto il tuo vigneto, come se tu dovessi raccoglierlo tutto insieme quel giorno. Quindi presi questi 200 acini circa, vengono pigiati, quindi si fa un bicchiere di mosto. Su questo bicchiere di mosto si possono fare varie analisi chimiche, fisico-chimiche, no? Io banalmente mi concentro su 3 parametri fondamentali, che sono il pH, quindi la forza acida del vino, l'acidità totale, che è, diciamo, la quantità di acidità che c'è nell'uva, e la concentrazione zuccherina, quindi tradotto quanto alcol potrei avere in quel vino. Quando vedo che questi 3 parametri sono in equilibrio per quello che è l'obiettivo che io ho con quell'uva, no? Perché ovviamente è banale, però è importante dirlo, no? Che se io con l'uva dello stesso vigneto devo farci uno spumante, devo ragionare in un certo modo, quindi più acidità, meno zucchero, quindi meno alcol. Se devo farci, estremizzando, un vino passito, devo ragionare al contrario, quindi meno acidità e zuccheri più possibile. Certo. E stiamo parlando magari della stessa vigna, quindi l'uva va ragionata sempre in funzione di quello che è l'obiettivo, di quello che ci voglio fare con quell'uva. Stai facendo una piccola mini vendemmia? Ho fatto questa piccola mini vendemmia. Quando Fai vedo questa campionatura e dopo e tu puoi fare fino a 2 volte al giorno? Sì, perché mi alzo alle 5 del mattino e prendo l'uva alle 5 e mezza. Dopodiché ci vado alle 5 del pomeriggio e prendo l'uva alle 5 e mezza e si sente la differenza. Assolutamente sì. Pensa a te. E quindi... Io ricordo che io ho fatto queste domande solo perché l'ho fatto questo lavoro quando ho lavorato in azienda, e lo odio quel lavoro. Non solo perché spesso quando l'ho fatto io era tarda mattinata, allora è già arrivato il sole, era già caldo, allora in giro, e dopo sei appiccicoso, questo sacchettino che si fa due acini, dopo fai 10 passi, 2 acini. Esattamente. Cazzo, che noio. Beh, però insomma... sì, no, è bello per spiegare questo, Sì, perché sì, secondo sì. me le persone non sanno che questo lavoro viene fatto e tu devi camminare, non è una cosa che si può fare con una macchina, no? Tu devi andare lì proprio con i tuoi manine e tira fuori un acino ogni, non lo so, 10 pianti, quello che c'è. Sì, è vero, è proprio così. Quindi poi alla fine, quando io vedo che questi 3, diciamo, parametri sono abbastanza in equilibrio, secondo me, oppure vedo come stanno cambiando nel tempo, no? Perché se stanno andando veloce, piano, no? Quando vedo che siamo piuttosto vicini a quello che mi aspetterei, lì poi si va a bocca. Quindi si va in vigna e si assaggia. Si assaggia perché la bocca alla fine è l'unico strumento che ci permette di avere un quadro complessivo di tutto in tempo reale. Quindi ci dice sì quanta acidità, ma anche l'equilibrio con gli zuccheri, con gli aromi, col colore dei vinaccioli, quindi quanto è matura l'uva. E quindi di fatto la decisione finale la prendiamo come un po' la vecchia pubblicità dell'uomo del monte, no? Quello che andava nel campo di ananas, tagliava l'ananas, lo metteva in bocca e diceva è pronto, quindi si può raccogliere, no?
Allora, quello è il giudizio Quello finale. giudizio finale però è supportato, e quello ovviamente si basa sull'esperienza, no? Certo. del vignaiolo. Però ovviamente è supportato anche da dei dati scientifici, no? Quindi le famose analisi dei campioni che facciamo ci servono per capire quanto vicini siamo al momento. Poi l'ultimo dettaglio chiaramente è la bocca che ce lo dice, però siamo tranquilli che d'altra parte le uve sono mature per quello che vogliamo fare noi, no? E quindi questo è importante su tantissime uve, soprattutto, ripeto, sui vitigni come Pinot Bianco, ma anche Sauvignon, per esempio, che della parte aromatica fanno un po' il loro cavallo di battaglia, no? Io ho questa esperienza. Fino a 6-7 anni fa i nostri Sauvignon non erano costanti nel tempo. C'erano delle bellissime annate, altre meno interessanti, e banalmente io tendevo a dare la colpa all'annata, no? E però ha fatto troppo caldo, e però quell'annata lì non era giusta. Invece la causa diciamo dell'altalenanza, della qualità dei miei Sauvignon non era tanto l'annata quanto ero io, perché io non avevo ancora nella mia mente un diciamo database di sensazioni del mio vigneto, quindi non conoscevo sufficientemente bene il mio vigneto per capire qual era il momento giusto. Dai. A forza di assaggiare di vendemmia in vendemmia, ormai ho capito che quando sento determinati aromi, determinati gusti in certe parti del mio vigneto, è il momento giusto. Allora, quindi questo viene dall'esperienza. Non è solo l'assaggio degli acini, delle uve, però proprio in quel particolare punto. È la conoscenza del proprio vigneto. Quindi io so che su Sauvignon, quando vado in una certa vigna e in un certo posto inizio a sentire determinati gusti, tipo pesca fico, piuttosto che in altre parti albicocca, piuttosto che in altre parti capisco che la maturazione è arrivata. E questa è pura esperienza, nel senso puro assaggio di anni e anni e anni. Per quello dico che fino a qualche anno fa non riuscivo a centrare la giornata giusta, perché non ero sufficientemente esperto per capire. Poi, a forza di sbatterci la testa, ho iniziato a capire, e ho dei flash, delle lampadine che si accendono quando è il momento giusto. Infatti negli ultimi anni i nostri Sauvignon, per quanto le annate siano diverse, hanno sempre una certa caratteristica, un certo livello qualitativo che prima non riuscivo a mantenere. Mi piace così tanto questa storia, perché spesso le persone che pensano che vino adesso è solo numeri, analisi, tutte queste cose che sono scientifiche, no? E adesso tu hai visto che con l'esperienza, che è proprio il vecchio modo per fare il vino. Il vecchio contadino non aveva tutti questi analisi da fare. Lui andava in giro, assaggiato degli acini e ha detto: ok, adesso è il momento di raccogliere. Allora c'è quasi un ritorno a questo, come si dice, questo saggezza del contadino, che non era basato sulla scienza ma sull'esperienza. Sì, diciamo che ci sono state delle epoche, no, in cui si faceva tutto a caso. I nostri nonni facevano così: un anno veniva bene, un anno veniva meno bene, con quelli un po' più bravi veniva bene un po' più frequentemente. E poi c'è stato il periodo, no, dell'ipertecnica e dell'iperscienza, per cui l'uva serviva quasi a niente, bastava avere i numeri i rapporti delle analisi per fare il vino. Esatto. E adesso secondo me si sta tornando un po' ad un equilibrio tra le due cose, no? Quindi l'esperienza supportata dai numeri, quindi dalle conoscenze. Io faccio sempre questo parallelo, no? Proprio con la mia esperienza familiare. Il mio papà è una persona che ancora oggi è attivo in azienda, perché grazie a Dio è un papà giovane, e quindi adesso io sono qui a parlare, ma lui sta facendo l'ultimo trattamento della stagione. Lui ha iniziato a fare vino, come dicevo, autodidatta,
con una grandissima voglia di lavorare, Mhm. grandissimo entusiasmo, grandissima passione, ma senza nessun tipo di conoscenza tecnica. Di scuola. Esattamente. Eppure ha mandato avanti l'azienda per 20 anni senza problemi, investendo, mantenendo la sua famiglia e rimanendo sul mercato. Ma era anche il Oggi, vino imbottigliato o prego? il tuo papà Sì. con questo conoscenza, questa esperienza, diciamo autodidatta, ha messo anche il vino in bottiglia? Sì, lui anche imbottigliava, Wow. una piccola, diciamo, non il 100% come facciamo oggi, Ok. però un 30%, dipendeva dall'annata, un 20%, 30% della produzione comunque andava in bottiglia. Ok. Fino a 20 anni fa era sufficiente avere tanta voglia di lavorare, tanto entusiasmo, tanto impegno e il risultato si portava a casa in termini aziendali. Oggi non è più così, nel senso che la consapevolezza del consumatore è aumentata e quindi, diciamo, il consumatore di vino si aspetta dei prodotti che abbiano una qualità superiore. Anche la cultura del vino è aumentata. E i costi di produzione non dico che sono aumentati, sono decuplicati. Quindi fare il vino delle damigiane o delle bottiglie, diciamo, di prezzo medio Ok. in collina non è più possibile. Ok. Non si sta più in piedi così, perché o sei grandissimo, hai dei piccolissimi margini, ma sui volumi Puoi fare comunque soldi. puoi fare, ma se sei una piccola azienda o fai un vino eccellente e lo vendi al prezzo che merita o non stai in piedi. Ok. Per fare il vino eccellente però devi sapere dove mettere le mani, nel senso devi sapere quali sono i dettagli importanti, che quando sono importanti non sono più dettagli. Ovviamente no. Quindi facendo un po' paragone è come la Formula 1. L'ultima macchina della griglia fa i 300 all'ora sul rettilineo. È una macchina altamente performante, però fa il giro in 2 decimi di secondo in più rispetto a quello che vince. Qual è la differenza? Dei piccolissimi dettagli che fanno la differenza tra chi vince e chi arriva ultimo. Ok. Per il vino oggi di qualità è così. Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza tra la bottiglia da 20 euro e quella da 6 euro. Perché è difficile trovare vini che non siano buoni oggi. È vero. La differenza è sul vino buono, ottimo ed eccellente. La piccola azienda deve fare il vino eccellente, perché altrimenti non può vendere 20 euro, No. perché il mercato non te li dà quei soldi. Per riuscire a fare quel vino lì, devi sapere esattamente gestire tutto il processo e tutti i piccoli dettagli che fanno la differenza. Uguale, se non sei un professionista, cioè se non hai degli studi, delle basi, dell'esperienza dietro, non ci arrivi. Quindi non basta più vino. a fare il vino eccellente. Ok. Quindi non basta più. Allora non è come una volta che può essere autodidatta. Non puoi più essere autodidatta. No. Perché non riesci ad arrivare a quel livello che ti permette di stare in piedi. Capisco. Devi studiare, cioè devi essere preparato, devi essere un professionista come in tutti gli altri settori. Sì. Quindi il concetto è che perché il papà è riuscito da autodidatta a fare il vino per 20 anni, io però mi sono laureato in scienze agrarie e poi siccome non ero sufficientemente soddisfatto ho laureato nel 2005, a settembre del 2005 mi sono iscritto anche in viticoltura e enologia. Ok. Per essere ancora più incisivo. Questo non è che è importante, è fondamentale, lo devi fare e basta. Certo. Altrimenti non ci arrivi. Non ci arrivi. Questo non vuol dire che chi fa questo percorso è in assoluto il più bravo a fare il vino, i suoi vini sono i migliori di tutti. Cioè, bisogna essere umili e bisogna sapere che ogni vendemmia è diversa. Certo. Bisogna sempre studiare, aggiornarsi, imparare, provare e nel mestiere del vignaiolo c'è un problema. C'è un problema che a volte, se la vediamo da un certo punto di vista, è un limite, dall'altro è una fortuna, perché altrimenti impazziremo.
c'è una vendemmia solo all'anno. Mhm. Quindi tu hai un'occasione per provare. Esatto. E in quell'unica occasione non è neanche detto che tu possa provare tutto quello che vuoi, perché è la natura che comanda e Certo. ti devi adattare. Certo. L'uva è diversa ogni anno, quindi in ogni vendemmia si impara, anche se ne hai già fatte 30, 40 o 50. Ogni vendemmia è diversa e quindi tu devi saper gestire la diversità.